Buonasera a tutti. Allora, continuiamo a raccontare le fasi principali dell'unificazione d'Italia, del Risorgimento, e oggi raccontiamo per una volta una fase felice, anche se certo tutt'altro che priva di contraddizioni e di problemi. Raccontiamo l'unica delle 3 guerre di indipendenza che è stata vinta sul campo senza discussione. Raccontiamo 2 dei protagonisti dell'unificazione d'Italia, Cavour e Vittorio Emanuele. Loro 2, perché qui siamo a Torino e il nostro ciclo parla di Torino e del Piemonte e del loro ruolo nell'unità d'Italia. Naturalmente c'è anche un terzo protagonista che aleggia e che alla fine verrà fuori, che è Garibaldi, che non era torinese né piemontese, diversamente da questi 2, era però suddito del Regno di Sardegna, essendo nato a Nizza. Verrà fuori alla fine. I 2 protagonisti inizialmente sono Cavour e Vittorio Emanuele. All'indomani del disastro del 48-49, il Regno di Sardegna rimane l'unico paese in Italia dove è in vigore una Costituzione, dove ci sono i partiti, le elezioni, il Parlamento, la libertà di stampa. Il conte di Cavour aveva deciso che a lui questo nuovo mondo interessava molto, offriva delle belle opportunità per un uomo che non sapeva più bene che cosa fare perché aveva già avuto più o meno tutto dalla vita. Il conte di Cavour è uno degli uomini più ricchi del regno, è un imprenditore attivissimo nella borsa, nell'agricoltura, è pieno di soldi, è un economista rispettatissimo. Gli manca la politica. Nel 48 si è buttato in politica. A dire la verità, nelle elezioni del 48 non è stato eletto. L'ha presa malissimo. Poi nel 51 effettivamente il governo ha bisogno di uomini capaci e lo chiama. Cade il ministero d'Azeglio, subentra il ministero Cavour. Il ministero Cavour fa tante cose, ma a noi oggi ne interessa una, la politica estera. Fa anche tante altre cose. Trafori, ferrovie, investimenti, spese, debito pubblico per far crescere il paese, ma a noi interessa la preparazione dell'unificazione. Cavour ha chiara una cosa: bisogna riprovarci. Allora, se vogliamo pensare a riaprire il discorso di una bella guerra contro l'Austria per cacciar fuori lo straniero dall'Italia del Nord e allargare il dominio dei Savoia come minimo al Nord Italia, non possiamo farlo da soli. Ci vuole qualcuno che dia una mano. E chi può essere? L'unico candidato è la Francia. E in Francia regna Napoleone III, il nipote di quel Napoleone I che era stato amico dell'Italia, aveva creato un regno d'Italia. Allora, l'idea è: dobbiamo convincere Napoleone III ad intervenire in caso di guerra fra il Piemonte e l'Austria. Per far questo Cavour, come sapete, ricorre a innumerevoli idee. Un'idea vincente è partecipare alla guerra di Crimea. Vinta quella guerra, il Regno di Sardegna parteciperà alla conferenza di pace a Parigi, dove le grandi potenze vincitrici cominciano a pensare al futuro dell'Europa e Cavour sarà lì a discutere insieme a loro. Al congresso di Parigi Cavour ha un obiettivo preciso, come vi dicevo: preparare una nuova guerra che permetta non l'unificazione dell'Italia. L'unificazione dell'Italia è una cosa da fare prima o poi, è nell'agenda. Capite? È un disegno che ha degli obiettivi di lungo termine. L'unità, degli obiettivi più vicini, buttare fuori gli austriaci, e poi tutto quello che si riesce a fare a seconda del momento, senza imprigionarci in progetti troppo rigidi. Vedremo cosa si potrà fare. Fatto sta che Napoleone III alla fine accetta l'idea. Nel 1858 conferma a Cavour che in caso di guerra contro l'Austria la Francia interverrà. Cavour scrive alla Marmora, ministro della guerra: prepara i cannoni e l'anno prossimo andremo in parata a Milano, se non a Venezia. Come vedete, l'obiettivo è quello, l'Alta Italia. E quando
la promessa di Napoleone si concretizza in un trattato di alleanza, gennaio del 59, a questo punto importa una cosa sola: provocare l'Austria e convincere gli austriaci a dichiararci guerra, perché a quel punto Napoleone interverrà. Come si fa a provocare l'Austria? È facilissimo, basta richiamare i riservisti. Gli eserciti, prima di una guerra, si gonfiano assorbendo i soldati in congedo, e quando cominci a richiamare i riservisti vuol dire che prepari una guerra, e quindi i paesi confinanti si offendono e si allarmano. Il Piemonte comincia a richiamare riservisti e l'Austria comincia a mandare truppe in Lombardia. A questo punto c'è un momento drammatico per Cavour, perché Napoleone III all'ultimo momento cerca di tirarsi indietro. Pensa che potrebbe ottenere lo stesso risultato, cioè visibilità per lui, convocando un grande congresso europeo a Parigi, dove tutti si mettano d'accordo. Per Cavour sarebbe catastrofico, lui ha puntato tutto su una sola carta: la guerra. Per fortuna, prima che Napoleone III abbia tempo di convocare il congresso, l'Austria dichiara guerra al Piemonte. O meglio, manda un ultimatum così duro che è impossibile accettarlo. A quel punto, davanti al fatto compiuto, Napoleone III non può più tirarsi indietro. E di conseguenza, prima ancora che Cavour risponda di no all'ultimatum austriaco, la gazzetta ufficiale francese, il Moniteur, annuncia che Sua Maestà l'Imperatore ha deciso la formazione di un esercito che si chiamerà l'Armée d'Italie. Allora, capite qual è la situazione alla fine dell'aprile 1859? L'Austria ha dichiarato guerra al Piemonte, al Regno di Sardegna. La Francia interverrà. Però l'Austria ha l'esercito già sul Ticino, è lì, a 2 passi. L'esercito francese deve essere radunato e trasportato in Italia. Se il comando austriaco si muove in fretta, c'è, come dire, una finestra temporale nella quale il Piemonte è indifeso. C'è l'esercito piemontese, ma è troppo piccolo per resistere. Se ci fosse stato ancora Radetzky, non so cosa sarebbe successo. Per fortuna, il generale Giulai tarda a muoversi. E intanto i francesi si preparano. E si preparano con una velocità che mai in guerra si era vista prima di allora, neanche nel 48. Perché tra il 48 e il 59 c'è qualche cosa di completamente nuovo che è stato creato. Il treno, le ferrovie. Napoleone III va in treno a Marsiglia e lì si imbarca per Genova con una parte dell'esercito. L'altra parte è avviata in treno fino alla Val di Susa, scende dal Moncenisio. Il 30 aprile gli austriaci passano il Ticino, il 1 maggio sono a Novara, il 2 maggio passano la Sesia e prendono Vercelli. A Torino è il panico, questi sono già a Vercelli, in 3 giorni arrivano a Torino. Il re Vittorio ha 60.000 uomini, Giulai ne ha 120.000, il doppio. È impossibile affrontarlo. Quando Giulai si mette in marcia da Vercelli verso Torino, Cavour decide di ricorrere al piano d'emergenza che era stato preparato. Si aprono tutte le dighe e le chiuse del Vercellese e si allaga l'intero territorio, non a livello delle risaie ma a un livello più alto. L'intero Vercellese e la Lomellina sono allagati. I danni sono enormi, bestiame affogato, ma l'esercito austriaco marcia con l'acqua alla cintola e praticamente non si muove più. La cosa meravigliosa è che questa specie di diluvio universale, che era stato preparato da tempo ed è stato affidato per l'organizzazione a un ingegnere idraulico importantissimo, l'uomo che si era occupato dei progetti del canale Cavour, eccetera, e questo ingegnere idraulico si chiamava l'ingegner Noé. E a quel punto i francesi stanno scendendo dal Moncenisio e stanno prendendo il treno a Genova. E quando Giulai se ne rende conto, torna indietro. L'invasione del Piemonte è finita, adesso i più forti sono i nostri e perciò sono i nostri che vanno all'attacco. Il treno, di nuovo, fondamentale. Da Alessandria si potrebbero fare tante cose. Cosa si fa? Si attacca stando a sud del Po, verso Piacenza.
Oppure si rimane a nord, si va a nord del Po e a quel punto si va verso Vercelli e Novara. In altri tempi ci volevano molti giorni per spostare un esercito anche solo da Alessandria a Vercelli e Novara. Adesso si fa in poche ore col treno. Perciò si decide. L'intera forza viene spostata da Alessandria. I piemontesi, che sono già a Casale, passano la Sesia per primi. Quando gli austriaci se ne rendono conto, attaccano i piemontesi che hanno appena passato la Sesia, sperando ancora di fermarli. È la prima battaglia importante della guerra, Palestro. E a Palestro gli austriaci sono seccamente sconfitti e ributtati indietro. I piemontesi hanno passato la Sesia, il giorno dopo la passano anche i francesi e si va avanti. Come sempre, in queste guerre del Risorgimento che si combattono nella pianura padana, il problema è: bisogna passare i fiumi, uno dopo l'altro, e il nemico sta dietro e cerca di impedirtelo. Passata la Sesia bisogna passare il Ticino, e i francesi e i piemontesi riescono a passare il Ticino e attaccano il nemico che è a Magenta. La battaglia di Magenta è una vera grande battaglia dove si affrontano 60.000 uomini per parte e dove le perdite cominciano ad assomigliare a quelle delle vecchie guerre napoleoniche. Sconfitti anche a Magenta, gli austriaci devono ritirarsi verso il Quadrilatero, come al solito, verso l'unica zona dietro il Mincio dove si sentono un po' al riparo. E perciò Napoleone e Vittorio entrano in trionfo a Milano. Esattamente come aveva predetto Cavour: prepara i cannoni e andremo in parata a Milano. Ma in quel momento il Kaiser Francesco Giuseppe, persa la fiducia nel conte Giulai dopo il disastro di Magenta e di Milano, decide di venire di persona in Italia a prendere il comando del suo esercito e decide di contrattaccare. Risultato: mentre i francesi e i piemontesi, passato l'Adda, passato l'Oglio, avanzano prudentemente verso il Mincio senza sapere dov'è il nemico e quindi su molte strade, in molte colonne separate, su un lunghissimo fronte che dal lago di Garda viene giù per decine di chilometri, dall'altra parte, senza che nessuno lo sappia, l'esercito austriaco passa il Mincio per venirgli incontro. Ma anche gli austriaci non sanno dov'è il nemico e vengono avanti perciò su un fronte molto lungo e divisi in molti gruppi. Il 24 giugno, di colpo, scoprono di essere a 2 passi gli uni dagli altri. E il 24 giugno si combatte la doppia battaglia di San Martino e Solferino, dove i piemontesi per tutto il giorno vanno all'attacco degli austriaci sulle alture di San Martino, perdendoci una marea di morti e di feriti, ma continuando ad andare avanti, con Re Vittorio che è nel suo elemento e galoppa appunto alla testa delle truppe con la sciabola sguainata, divertendosi un mondo e dicendo ai soldati: forza fiei, aventa pie San Martin, se noi aleman ne fan fe San Martin a noi altri. Ecco, dopodiché la sera gli austriaci sgombrano San Martino, perché nel frattempo più a sud il grosso austriaco comandato dal suo imperatore è stato affrontato dai francesi comandati da Napoleone III e dopo una durissima battaglia gli austriaci sono crollati e quindi gli austriaci si ritirano e le battaglie di Solferino e San Martino sono vinti. Gli austriaci lasciano sul campo qualcosa come 22.000 morti e feriti, il 20% di quelli entrati in battaglia. Il 5 luglio Napoleone, pochi giorni dopo la grande vittoria, propone al suo collega imperatore Francesco Giuseppe un armistizio e Francesco Giuseppe è fin troppo contento di accettare. L'11 luglio viene firmato l'armistizio di Villafranca, con cui l'Austria si impegna a cedere la Lombardia ma non il Veneto, e Vittorio Emanuele è costretto a firmare perché senza la Francia è completamente impossibile continuare. Quello che la prende peggio di tutti è Cavour. Cavour alla notizia si sente morire. Lui, come dire, aveva detto andremo a Milano e forse anche a Venezia, e dopo Solferino ci sperava di andare a Venezia, di fare davvero tutta l'Italia settentrionale. Cavour era entrato in guerra con un ottimismo e un'aggressività estremi, quindi si precipita al comando dal re e ha in questo incontro celeberrimo con Vittorio Emanuele solo loro due in una casa e tutti fuori ad ascoltare le urla che vengono dalla stanza.
Poi il re esce pallido come un morto, dicendo che Cavour è un tiranno, che ha perso la testa, che ha spaccato le sedie, che si è dimesso dalla presidenza del Consiglio e che ha detto al re che i ministri devono sapere quando è ora di dimettersi e i re devono sapere quando è ora di abdicare, che non è una cosa carina da dire al figlio di Carlo Alberto, per l'appunto. Dunque sembra finito tutto, e invece non è finito niente. Primo, non è possibile fare nessun governo senza Cavour. E quindi quasi subito Cavour viene richiamato, e viene richiamato pieno di nuove idee, perché in realtà la sconfitta dell'Austria e l'annessione della Lombardia hanno fatto venire un sacco di idee ai patrioti italiani, e in mezza Italia i patrioti stanno insorgendo, e a Parma e Piacenza, a Modena, in Toscana, Granducato, nella Romagna, parte dello Stato Pontificio, i patrioti stanno prendendo il potere, cacciando i governi e reclamando l'annessione al Regno di Sardegna. E questa occasione bisogna coglierla a tutti i costi. Anche il re, tutto sommato, decide che in questo caso Cavour ci vuole per gestire questa cosa, e quindi va bene se torna. E nel giro di pochi mesi, tra l'agosto del 59 e il marzo del 60, si fanno i plebisciti a Parma e Piacenza, in Romagna, a Modena, in Toscana, e tutti questi paesi vengono incorporati nel nuovo regno. È già un boccone grossissimo da digerire. Ma non è finita, come sapete, anche se noi abbiamo quasi finito, ma gli ultimi minuti li devo dedicare al convitato di pietra che ho annunciato all'inizio e che non sta scritto lì, ma che adesso entra in campo. Era in campo già prima, coi cacciatori delle Alpi, ha dato i suoi fastidi agli austriaci, ma è adesso che Garibaldi diventa il protagonista di questa storia, e Cavour e Vittorio Emanuele si ritrovano per un momento a fare gli spettatori, o poco più, no, qualcosa di più in realtà. Perché? Perché la Sicilia insorge per l'ennesima volta nel 60, nell'aprile del 60, contro il governo borbonico, e immediatamente si crea un movimento che chiede a Garibaldi di reclutare volontari e andare in Sicilia. Garibaldi esita, poi si lascia convincere. Per cui immediatamente cominciano il reclutamento di uomini e la raccolta fondi, perché bisogna comprare fucili e camicie rosse e armare la gente. Tutto questo avviene in modo pressoché pubblico. Gli ambasciatori dei governi stranieri a Torino intervengono chiedendo a Cavour: scusate, ma cosa sta succedendo da voi esattamente? Lascerete che questi banditi si organizzino così? E finalmente Cavour decide: preferisco veder scomparire la mia popolarità, perdere la mia reputazione, ma vedere fare l'Italia. Ora, per fare l'Italia in questo momento non bisogna metterci in contrasto con Garibaldi. Se blocchiamo Garibaldi, i governi europei magari ci diranno bravi, ma l'opinione pubblica europea sarebbe contro di me. E quindi la decisione politica è presa. Lasceremo che raccolgano fondi, che comprino fucili, che si radunino a Quarto, toglieremo le sentinelle da quei 2 vaporetti che loro vorrebbero prendere per andare in Sicilia, e Garibaldi sbarca a Marsala. E da Torino si sta a vedere, con enorme preoccupazione. Il re Vittorio, tutto sommato, è ancora più preoccupato di Cavour, perché di quel Garibaldi non riesce proprio a fidarsi. Certo, hanno un rapporto molto stretto, Garibaldi ha combattuto al suo fianco nell'ultima guerra, si conoscono bene, però questo sovversivo che va in giro in camicia rossa. Purtroppo è arrivato in Sicilia e nessuno l'ha fermato. Però Garibaldi è sbarcato in divisa da generale piemontese e prende Palermo e si proclama dittatore della Sicilia. E da Torino si sta a vedere, dicendosi: cos'è meglio per noi? Che si fermi lì forse sì, se si fermasse lì. E però poi in Sicilia sarà meglio che ci andiamo noi, perché lasciarla in mano a Garibaldi cosa mai succederà? Cosa fa un grande politico in questa situazione? Aspetta di capire cosa succede. In mezzo a tante difficoltà cerco di guadagnare tempo. Ma Garibaldi è pronto a sbarcare in Calabria e risalire verso Napoli. E anche qui
Le potenze europee fanno pressione sul governo di Torino perché fermi Garibaldi, ma di nuovo Cavour, nonostante tutti i brutti presentimenti, decide no, non lo possiamo fermare, lasciamolo andare. Si fa così. Si manda una lettera ufficiale del re Vittorio a Garibaldi in cui gli si dice: generale, caro generale, ottima impresa, la liberazione della Sicilia è stata una grande cosa, adesso è meglio che vi fermiate per non proseguire una guerra fratricida fra italiani. E questa lettera si farà vedere agli ambasciatori stranieri. Poi l'ufficiale che porterà la lettera prenderà Garibaldi da parte e gli dirà: generale, personalmente e a voce da parte di Sua Maestà, non tenga conto della lettera, vada pure avanti. E Garibaldi va avanti e Napoli cade. Garibaldi arriva a Napoli in carrozza, acclamato dalla folla. E anche a Napoli, come già a Palermo, arrivano mazziniani, sovversivi, comunisti, rossi, idealisti di tutti i tipi. E anche lì Garibaldi si proclama dittatore. Pare che le prime due cose che fa sono garantire il diritto di sciopero ai portuali e dichiarare che lui e i ministri non prenderanno lo stipendio. Da Torino si mettono le mani nei capelli. E c'è un momento in cui sembra che debba andare a finire molto male, perché da Torino non si fidano della promessa di Garibaldi di regalare tutto il sud a Vittorio Emanuele. Lettera di Cavour al principe di Carignano. Il re ha deciso di marciare su Napoli alla testa del suo esercito per ridurre alla ragione Garibaldi e per gettare in mare quel nido di repubblicani rossi e di socialisti demagoghi che si è formato attorno a lui. Se Garibaldi persevera in quel cammino funesto in cui si è messo, entro una quindicina di giorni andremo a ristabilire l'ordine a Napoli e a Palermo, anche a costo di gettare tutti i garibaldini a mare. Il re Vittorio, come al solito, è più truculento: sterminarli fino all'ultimo. Dopodiché arriva un telegramma di Garibaldi che dice: Maestà, vi aspetto, quando venite vi consegno tutto. Ci troviamo a Teano, va bene Teano? Ecco, consegno tutto, me ne vado. Io ho fatto l'Italia per darla a Vittorio Emanuele, l'avevo detto e lo faccio. E perciò si viene giù e si incontrano. E Garibaldi cede i poteri dittatoriali sull'intera Italia meridionale al re Vittorio e se ne va a Caprera. E l'Italia è fatta. E l'hanno fatta per un po' più di metà loro due. E l'ha fatta per quasi l'altra metà Garibaldi. Però non sarà l'Italia che a Garibaldi sarebbe piaciuta. Garibaldi è stato realista. Lui avrebbe voluto una repubblica democratica. Avrà una monarchia piuttosto conservatrice e reazionaria. Diritto di voto solo per i ricchi, libertà di stampa fino a un certo punto, però è il meno peggio che ci poteva essere. Verrà fatta e gestita senza Garibaldi e purtroppo verrà gestita anche senza Cavour, che come sapete muore quasi subito. E forse se Cavour non fosse morto, quell'Italia sarebbe stata un po' meno strettina e un po' meno reazionaria e un po' meno ottusa di quello che poi invece purtroppo in parte è risultata. Vittorio è rimasto ancora per molti anni, fra i tre forse era quello meno indispensabile, lui invece è rimasto ed è un padre della patria. Grazie.